Vernacoliere e vernacolieri, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Vernacolano TV. Non perdiamo tempo, passiamo subito le parole alla Boscola. Boscola, vai! Si scomincia con una parola che verrebbe da dirvi che sarebbe praticamente dal dialetto fine italiano e la parola dardaro, come se che ti disi, occhio qua, boh. St'altra parola, invece dall'italiano fino nel dialetto dai parti, e la parola trottola. E Mister X per oggi è... Allora senti Christian, raccontaci anche tu come altri ascoltatori non ci avete azzeccato a proposito del dardaro. È una parolina un po' difficile. Sì, infatti non riesco a capire cosa possa significare. Cioè, sembrerebbe quasi in italiano, sembrerebbe il tartaro, però non è quello. Il tartaro. Il tartaro no, nulla, no, non c'entra neanche Kublai Khan. No. Vabbè, comunque nemmeno... No, non lo so. Però tu hai idee chiare invece di come tradurre la parola italiana trottola, giusto? Come la chiami? Girella. È a girella. Girella. Cioè non è la merendina, no. No, quella è girella con due L. Questa è Ma tu sai che girella. qua in Veneto non è che abbondiamo di doppie, no? Voglio Sì, dire. infatti. Quindi sai com'è. Boscola, vai con le soluzioni. Ma senti qua, te dago le soluzioni che dopo ad accorrere vedrio qua ai finger. Ai finger. Allora come sempre do parole. Prima parola dardaro, come se che ti disi in italiano. Appunto che nessuno... Te lo dice lato Boscola, te lo dice... Sì. Rondoni. Ah sì. I rondoni. L'altra parola allora invece dall'italiano finigliaetto, che sarebbe la parola trottola. Trottola si dice burlo, si dice. Il proverbio di oggi. Fin a Ianta e il Gaio canta. Da Ianta in su non canta più. Bene, per oggi è tutto. Un caro saluto dal canaio.